Signore nostro Dio, né seguito quelle leggi che Egli ci aveva dato per mezzo dei Suoi servi, i profeti. Parola di Dio. Perdonaci, Signore, nella tua misericordia. Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Perdonaci, Signore, nella tua misericordia. Aiutaci, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome. Perdonaci, Signore, nella tua misericordia. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri. Con la grandezza del tuo braccio salva i condannati a morte. Perdonaci, Signore, nella tua misericordia. E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di generazione in generazione narreremo la perdonaci nella tua misericordia. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. E sarete date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Nella prima lettura, che è presa dal profeta Daniele, ci è stata presentata una liturgia penitenziale che è stata celebrata nel Tempio di Gerusalemme dopo l'esilio. Israele costantemente ha riflettuto sull'esperienza tragica e dolorosa dell'esilio, ricercandone la causa di questa esperienza, e ha compreso che il motivo ultimo per cui il Signore lo ha abbandonato in mano dei babilonesi è stata l'infedeltà all'alleanza. Questa ha fatto sì che anche il Signore si ritiri da Israele. Israele si è ritirato in se stesso, non ha ascoltato la voce del Signore, non ha seguito le indicazioni che il Signore dava attraverso i profeti, e il Signore si è ritirato. E allora Israele ha sperimentato la sua pochezza e la sua fragilità. Ma l'esperienza dell'esilio lo ha purificato, ha fatto sì che riscoprisse il valore e la straordinaria grandezza dell'alleanza con il Signore. Ed ecco qui allora che c'è la confessione pubblica e l'implorazione della misericordia del Signore, perché Israele possa ritornare ad essere quello che era.
brano del Vangelo ci ha riportato una serie di indicazioni, di messaggi che Gesù ha rivolto ai suoi contemporanei e che rivolge ai suoi discepoli e a noi. È tutto imperniato sulla misericordia. Un particolare è interessante: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Gesù non attira l'attenzione del discepolo, non sofferma l'attenzione su di sé, ma rimanda il discepolo al Padre. Come egli è costantemente aperto dal Padre, in un dialogo incessante con il Padre, invita anche il discepolo a guardare, a configurarsi al Padre, riconoscendosi così anche il figlio di Dio. Il figlio guarda il Padre, imita il Padre. Ecco qui che Gesù ci dà proprio questa indicazione. Il Padre che è Hesed, misericordia, benevolenza, il Padre che incessantemente dona, si dà ai suoi. Anche il discepolo è invitato a rendere visibile con il suo vivere questa misericordia del Padre. Una misericordia che passa poi attraverso un giudizio benevolo, una comunione, un perdono. E sul perdono Gesù diventa modello, riferimento per il discepolo, perché nel momento tragico della crocifissione Gesù non solo perdona ai suoi crocifissori, ma anche prega per loro il Padre, perché abbia misericordia, lo sta crocifiggendo. Gesù e il Padre sono rivelazione della misericordia divina. Anche il discepolo che accoglie, che gusta la misericordia del Signore, è chiamato a diventare operatore di misericordia. Dio in questo tempo di Quaresima ci chiama a conversione e con particolare sollecitudine ascolta anche la nostra supplica. Diciamo insieme: perdona Signore le nostre colpe. Perdona Signore le nostre colpe. Per la Chiesa che parla alla coscienza degli uomini, perché non trasmetta un messaggio accomodante che impedisce il discernimento della verità. Preghiamo. Perdona, Signore, le nostre colpe. Per l'uomo tentato di costruirsi una morale personale, perché con umiltà si mette in ascolto e in dialogo con Dio e i fratelli. Preghiamo. Perdona, Signore, le nostre colpe. Per coloro che hanno perso il senso del peccato, perché riconoscano l'opportunità di darsi nuovamente evangelizzare. Preghiamo. Perdona, Signore, le nostre colpe. Perché ne per il Padre. Perdona, Signore, le nostre colpe. Per noi che abbiamo iniziato questa Eucaristia confessando i nostri peccati, perché liberati da ogni male perseveriamo nella grazia divina.
sicuri da ogni turbamento. Preghiamo. Perdona, Signore, le nostre colpe. O Dio, che non misuri il tuo perdono secondo le nostre cattive, aiutaci a non giudicare e condannare, ma a praticare la misericordia e il perdono. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Perché portando all'altare del Signore gli impegni di questa giornata divengano un'offerta gradita a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, che ci doni la grazia di servirti nei santi misteri, accogli nella tua bontà le nostre preghiere e liberaci dalle seduzioni del peccato. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e liberi dai fermenti del peccato vivano le vicende di questo mondo sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime eleviamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente
santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai reso di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri e i diaconi e tutti i consacrati. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati della risurrezione, nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e
con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. Venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, in cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Sei tu, Signore, pane, tu sei per noi, risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai suoi: prendete pane e vino, la vita mia per voi. Mangiate questo pane, chi crede in me vivrà, chi beve il vino nuovo con me risorgerà.
preghiamo. Ci purifichi da ogni colpa, o Signore, questa comunione al tuo sacramento e ci renda partecipi della gioia eterna. Per Cristo. Il Signore sia con voi. Conferma, o Signore, i cuori dei tuoi fedeli e sostienili con il vigore della tua grazia, perché siano perseveranti nella preghiera e sinceri nella carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii, suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo